Salve a tutti, vediamo ora che cos'è la serie geometrica. Prima guardate il video sulla progressione geometrica. Allora, in una progressione geometrica n è a 1 per q alla n-1. La somma dei primi n termini di una progressione geometrica è a 1 per 1 meno q alla n fratto 1 meno q. E adesso questa era la somma dei primi n termini. Se noi invece interessa fare a 1 più a 2 più a n più avanti fino all'infinito, quindi somme per i che va da 1 a infinito di a i. E come si fa questo? Lo indicheremo con S, questo è la somma di queste quantità infinita di termini, e lo calcoleremo in base a Sn che abbiamo trovato, lo calcoleremo come limite per n che va a infinito di Sn, significa che questo n lo portiamo a infinito e vediamo cosa troviamo. Quindi limite per n che va a infinito di a1 per 1 meno q alla n fratto 1 meno q. E adesso vediamo che ci sono tre casi. Allora, quando q è minore di meno 1 oppure maggiore di 1. Bastate pensate a un valore che è maggiore di 1, se noi lo mettiamo a una potenza sempre maggiore che va a infinito, questa cosa andrà a infinito e quindi tutto questo valore andrà a infinito. La somma è infinita, si dice che diverge. E il caso interessante è quando q è compreso tra meno 1 e 1. Ma cerchiamo di capire perché cosa succede? Che q alla n va a 0, ma perché va a 0? Basta che pensiamo ad esempio al valore un mezzo. Se noi mettiamo un mezzo alla seconda, un mezzo alla terza, un mezzo alla quarta, abbiamo valori sempre più piccoli. E quindi andando con n va a infinito, questo va a 0. Quindi 1 meno 0 fa 1 e abbiamo a 1 fratto 1 meno q. Possiamo calcolare la somma nel caso di q che sta tra meno 1 e 1. E la somma è questa. Se il caso q è uguale a 1 non possiamo neanche inserire q qui nella formula, che avremo 1 meno 1 che è uguale a 0. Però cosa significa q è uguale a 1? Che ogni termine si trova al precedente moltiplicando con 1. Quindi significa che tutti i termini sono uguali al primo termine che era 1 e questa somma sarebbe a 1 più a 1 più a 1 infinite volte e quindi questo anche va a infinito, diverge. Adesso usiamo questo per scrivere ad esempio questo numero decimale illimitato periodico, scriverlo come frazione. Questo 1,4252525 che si ripete all'infinito. Quindi 25 è il periodo. Allora, come facciamo? Scriviamo intanto quella parte che sta prima del periodo, 1,4 più. Allora, adesso cerchiamo di scrivere in qualche modo. Qui abbiamo 25 fra millesimi. Perché? Perché questo 5 sta al posto dei millesimi. Più altri 25 e questo 5, che qui è l'unità, sta al posto dei 100 millesimi. Quindi 100 millesimi più di nuovo 25, questo sta al posto dei 10 milionesimi e così avanti. Adesso qua possiamo raccogliere 25 decimi. Perché proprio decimi? Adesso vediamo subito. Qui abbiamo un centesimo più un decimillesimo più un milionesimo e queste sono proprio potenze di un centesimo. Quindi abbiamo qui in parentesi 25 decimi è uguale a 5 mezzi. Qui abbiamo un centesimo più un centesimo al quadrato più un centesimo alla terza e così avanti all'infinito. Quindi questa è la somma. Sì, quindi ero dimenticato di dire, questa diciamo somma di infiniti termini si chiama serie geometrica perché viene da una progressione geometrica. Quindi qui abbiamo la serie geometrica con A1 uguale a un centesimo e Q uguale a un centesimo. Ciascun termine successivo si trova al precedente moltiplicando un centesimo al quadrato, un centesimo alla terza, e quindi possiamo calcolare questa somma come A1, che è un centesimo, fratto 1 meno un centesimo. E allora abbiamo un centesimo per, allora qui a denominatore abbiamo 100 centesimi meno un centesimo, 99 centesimi. Ribaltiamo la frazione, abbiamo 199esimi, 100 semplifica, abbiamo un 99esimo, quindi questa somma infinita è un 99esimo. Allora dobbiamo mettere su insieme tutto il resto. Qua un 1,4 lo scrivo come 7 quinti,
qui ho 5 mezzi per un 99esimo. Adesso tutto questo va, questo è 2 per 99, questo denominatore, il denominatore comune è 990 e uno fa il calcolo qui e trova 1411 fratto 990. Questo per scrivere questi numeri decimali limitati periodici come frazioni conoscevamo anche una regoletta, però questa regoletta proviene proprio da qui, da questa considerazione sulla serie geometrica. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.